Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Amiche e amici di Chiodo 31, buonasera e ben ritrovati con questo speciale, il Trick and Roll, ovviamente dedicato a gara 3 che fra poco andrà in scena al Palaserra dei Mini tra la Dinamo Sassari e la Real Venezia di coach Spahia. Ovviamente parleremo in questa puntata solo della Dinamo Sassari che tra meno di un'ora scenderà in campo proprio contro gli Oro Granata, serie in parità 1-1 dopo la bella vittoria in gara 2 e la sconfitta che ha lasciato un po' di amaro in bocca in gara 1. La Dinamo prova a portarsi in vantaggio in una serie che ovviamente è bella combattuta come ci si aspettava all'inizio. Ne parliamo ovviamente con i nostri ospiti. Buonasera Matteo Cardia, buonasera Matteo. Buonasera Matteo, buonasera a tutti. Buonasera anche a Nicola Cardo, buonasera Nicola. Buonasera, mi sentite correttamente? Esattamente, ti sentiamo. Tu che hai seguito da Liercio, quindi vicinissimo al campo, le due sfide che hanno aperto questa serie, che è senz'altro la più equilibrata delle quattro che stanno andando in scena dei playoff della Lega Basket. Sì, certo, nelle altre non c'è proprio storia. Tant'è che Bucchi è arrivato in sala stampa e ha detto per curiosità come stanno andando le altre partite. La risposta è stata non c'è storia neanche stavolta, anche se Brindisi era vicino alla Virtus fino a metà gara. Che partite sono state? La prima sì, ha lasciato la mano in bocca anche per quelle decisioni arbitrali un po' dubbie da una parte e dall'altra che potevano spostare gli equilibri. Però già dalla prima partita si vedeva che la Dinamo era più squadra, la Dinamo era più in palla, la Dinamo giocava a pallacanestro e gli altri semplicemente hanno tirato meglio da tre. E quindi è stato veramente una vittoria naturale quella di gara 2. È stata naturale per tutti, anche per Spacchia, che è stato molto bravo a fare i complimenti e anche secondo me a portare l'umiltà giusta nel gruppo. Adesso bisogna vedere se i giocatori la sanno recepire, perché la differenza più grande tra Venezia e Sassari è che Venezia ha un gruppo di campioni strapagati e mentre Sassari ha un gruppo di giocatori che mirano soprattutto a giocare insieme e a fare squadra, e questo finora si è visto, speriamo si veda anche oggi al Palaserra di Migni e anche sabato. Per la Serra di Migni dove ci sta ascoltando ed è pronto a intervenire Roberto Pina. Buonasera Roberto. Ciao ragazzi, hai detto bene, Matt, siamo nella sala stampa. Innanzitutto saluto sia Matteo che Nicola, un piacere ritrovarvi per questa bella serie di playoff. La Serra di Migni che sta iniziando a riempirsi in questi minuti, previsto il pienone, davvero pubblico delle grandissime occasioni questa sera a Sassari per la palla 2 delle 21, tante le iniziative, una bellissima coreografia che alle 21 appunto renderà ancora più bello il palazzetto della Dinamo, pensata da tutto il comando, quindi si riempirà davvero tutto il palazzetto, visto poco fa mentre vedete le immagini dei giocatori che iniziano a scaldarsi, che diciamo i vari tifosi stavano iniziando a riempire i vari seggiolini con una coreografia fatta appunto pensata per tutto il palazzetto. C'è anche una bella iniziativa che mi piace
subito in apertura di trasmissione per dei comando che hanno istituito una raccolta fondi per le popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna in queste ore, che davvero è stata una tragedia importante con anche diverse vittime. Il ricavato di un'asta di beneficenza che si farà nel bar, diciamo, del palazzetto, dove le persone potranno comprare le maglie relative appunto al comando della tutto il ricavo a sostegno delle popolazioni fortemente colpite nelle ultime ore a causa del maltempo. Fatto benissimo a ricordarlo, Roberto. Senz'altro è una lodevole iniziativa quella del comando bianco-blu. Roberto, è seguita anche la conferenza stampa di Bucchi, sì. Abbiamo anche una grafica a riguardo. Non so cosa ti ha colpito di più delle sue parole in vista di gara 3. Ma sai, il coach è sempre molto attento ai dettagli. Nicola, che ha fatto tante conferenze anche durante l'anno, lo sa bene, e soprattutto entrambi, sia lui che Gentile, hanno fatto capire come gara 3 spesso, no? Nelle serie molto tirate, sia la gara che mentalmente indirizza poi la serie da una parte o dall'altra a favore di una squadra o l'altra in base a chi la vince, specie quando ci arrivi con 1-1 come in questo caso. Mi ha colpito particolarmente Bucchi, che alla primissima risposta ha detto: dobbiamo voltare pagina. Abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi, continuiamo a farglielo per gara 2, però non stiamo a pensare troppo, no? A quante cose di buono sono state fatte in gara 2 contro Venezia. Un Bucchi che ha continuato a martellare su quello che ormai è l'argomento cardine per il coach dei sassaresi negli ultimi mesi, ovvero la difesa. Ha detto per lui la difesa farà sempre la differenza in generale per la sua Dinamo, ma in generale per ogni squadra allenata da lui, e in generale secondo lui anche nel basket moderno, molto equilibrato, molto tirato, sarà sempre la difesa a dare poi quel qualcosa in più alle varie squadre. Ha chiesto concentrazione su attenzione, ha chiamato a raccolta al pubblico, no? Che ce ne fosse bisogno, visto che di biglietti credo ne siano rimasti pochissimi, forse sono andati a ruba nelle ultimissime ore. Però davvero un Bucchi che non si sbilancia quasi mai, il coach, perché è sempre molto tirato e ordinato nelle sue parole, però molto già concentrato su questa sfida che vedremo che Dinamo mostrerà, perché poi fondamentalmente ci ha abituato a cambiare le carte, a fare sempre bene il coach, mantenendo pochi punti di riferimento, ma la stessa identità, che forse è l'anima principale di questa Dinamo, cambia senza cambiare spirito. Matteo, io rimango proprio sulle parole di Bucchi, ma questa volta quelle dette prima nell'immediato pre-partita del gara 2. Ha detto subito ai microfoni di Eleven Sport come si era concentrato sul cambiare qualche dettaglio che non era andato in gara 1. Oltre alla grande differenza di punteggio che c'è stata tra le due gare, cosa è saltato all'occhio nella Dinamo Sassari vista in gara 2? Beh, sicuramente è saltata all'occhio la prova difensiva, soprattutto nel secondo tempo, ma insomma, perché durante la gara si è vista comunque una continuità, nel senso che già nei primi 20 minuti la Dinamo aveva mostrato di aver fatto comunque un passo avanti, soprattutto nell'1 contro 1 in difesa. Parliamo di elementi come Jones, che ha fatto una partita davvero importante dal punto di vista difensivo, prima che sul lato offensivo. Tantissima attenzione sul pick and roll avversario, tanta aggressività sui blocchi che si era già vista in gara 1, ma non per tutti i 40 minuti. Quindi c'è stato quel salto di qualità che davvero Bucchi richiedeva, che aveva chiesto alla squadra, e che alla fine è risultato vincente, anche perché poi Venezia chiaramente ha avuto i suoi problemi, ha avuto percentuali minori dai 3 punti, ha avuto anche meno, come dire, è stata un po' superficiale in certi momenti della partita. Attendeva insomma quasi che la Dinamo facesse un passo indietro, trovandosi poi in realtà dall'altro lato della barricata, ovvero sovrastata da quella che era l'energia di Sassari, che è venuta fuori in un secondo tempo praticamente perfetto. Poi chiaramente insomma, trovando sempre fiducia dalla difesa, la Dinamo ha dimostrato già nel corso della stagione regolare che poi in attacco riesce a esprimersi meglio, e quindi poi vediamo anche dalla grafica che chiaramente ci sono certi giocatori, in primis Diop o Diop, insomma, per come lo vogliamo chiamare, però insomma che stanno diventando e sono determinanti per ora anche sul lato, ad esempio, dei rimbalzi, che fino ad ora è l'unica questione, diciamo una delle questioni, per meglio dire, irrisolte da Venezia, che sia in gara 1 che in gara 2 ha perso nel conto dei rimbalzi, ha subito tantissimo i rimbalzi offensivi. Pensiamo all'ultimo quarto di Stephens in gara 2, che è stato fondamentale per arrivare alla vittoria. Insomma, quindi da questo punto di vista sicuramente Venezia, per essere
per ambire a strappare una partita come ha fatto la Dinamo al Palace Rimini, sicuramente dovrà aumentare i giri difensivi, i giri in difesa, ma soprattutto al rimbalzo, dove la Dinamo finora sta dominando. Sì, non ti sentiamo. No, nel frattempo ne approfitto, Sì. ragazzi. Ne approfitto per dirvi che è finita Fasano. Sì, stavo Fasano ricordando quello. ha portato la finale scudetto alla bella, perché ha battuto 32-26 la Raimond, quindi niente scudetto ancora. Ci auguriamo che sarà così nei prossimi giorni per la Raimond. Ovviamente finale scudetto di pallamano, squadra sassarese che oggi in trasferta, dopo aver vinto gara 1 in casa, ha perso e dovrà rifarsi la squadra di Esquisoan nella bella, che ovviamente sarà in casa di Fasano per le regole della pallamano un po' particolari. Sì, migliore posizione in classifica, quindi si giocherà di nuovamente in Puglia, gara 3, sotto non c'è l'alternanza che vediamo nel basket. Nicola, vado da te, lato Venezia ancora. Secondo te cosa può cambiare coach Spacchia rispetto a gara 2 e a gara 3? Dal punto di vista mentale, il fattore rimbalzo lo ha ricordato Matteo Cardia. Scusate, c'è un ospite di 5 anni qua vicino che fa un po' di rumore. Dicevo, è una diretta. Allora, si chiama Elena, è la figlia di un'amica, la salutiamo, ed è una tifosa della Reyer Venezia. Tra l'altro lei ha portato fortuna alla Reyer Venezia in gara 1. Ragazzi, chiamo gli assistenti sociali, perché vedere Nicola con un bambino è sempre preoccupante. Io qua chiamo il telefono azzurro. E stasera non sarà a Sassari. Mi aspetto un atteggiamento diverso a rimbalzo da parte di Venezia. Certamente me li aspetto più aggressivi. Poi ci sono alcuni giocatori che hanno mostrato di essere un po' più attaccati alla maglia di altri, alcuni che hanno salutato i tifosi, altri no. C'è malcontento da parte dei tifosi, quindi i tifosi della Reyer si aspettano davvero un altro tipo di prestazione dal punto di vista mentale. Più presenza a rimbalzo e vogliono soprattutto, non mi sorprenderebbe vedere De Nicolao in campo. L'hanno acclamato in tanti, l'hanno invocato in tanti. Spissu non sta rendendo come dovrebbe. Granger, io mi chiedo che ruolo abbia in questa squadra, perché ancora non l'ho capito, gioca da gregario, e quindi è probabile che vedremo di Nicolao in campo. Non so cosa ne pensiate voi, per dare appunto quell'atteggiamento da cuore reierino che è mancato in queste prime 2 prestazioni. Lo chiedevano a gran voce già subito, dopo, vedendo i commenti sui social. Insomma, De Nicolao era il giocatore più richiesto, davvero. Forse probabilmente per quell'aspetto che dicevi tu, Nicola, cioè un giocatore che c'è da tanti anni in Reyer, una squadra che ha cambiato tanto, a partire anche dall'allenatore quest'anno, non dimentichiamolo, perché insomma è finita l'era del Raffaele, che a Venezia ha scritto la storia. De Nicolao è un po' quel trade union che c'è ancora a Venezia, e quindi la gente, anche per i tifosi, per il tipo di giocatore che De Nicolao è, per la possibilità di aumentare anche e soprattutto i giri in difesa, mettere tanta pressione sulla palla, che invece è un lavoro che sta facendo molto bene la Dinamo con i suoi piccoli. Insomma, i tifosi della Reyer sicuramente vorrebbero vederlo in campo. Penso che potrebbe allungare ancora di più le rotazioni il coach croato della Reyer. Bisogna vedere un po' come andrà anche la partita, perché sicuramente l'approccio, mi sento di potermi sbilanciare, sarà fondamentale in questa gara, in un Palace Rimini che, come diceva Roberto all'inizio, sicuramente potrebbe davvero essere un fattore. E poi, se mi posso permettere, immagino e immaginerete anche voi delle soluzioni difensive su Diop. Magari si aprirà di più il campo per la Dinamo e vedremo un altro tipo di partita rispetto a gara 2, con soluzioni dall'arco che non ci sono state nelle prime 2 partite. E io in quel caso mi auguro davvero che i tiratori della Dinamo siano in forma stasera. Io volevo fare una domanda al buon Matteo Cardia. Carciofo, 2 cose tattiche di questa gara. Uno, il ruolo di Benzius, no? Lo ha ribadito anche il coach, limitato giustamente da Venezia, che ha provato
a limitare un'arma importante, soprattutto con il tiro da 3 per quel che riguarda la Dinamo, che poi è stata brava a trovare soprattutto in gara 2 delle soluzioni alternative e importanti. Quindi che gara ti aspetti in questo senso? E poi l'altra invece è sull'approccio, cioè forse questa è una domanda più da chi segue più il calcio, però vediamo tu come mi rispondi. Cioè, dopo una partita come gara 2, dove tu hai fatto molto bene, hai dato uno schiaffo morale ai tuoi avversari, che approccio ti aspetti? Da una parte, quindi una Venezia ferita, come ci raccontava Nicola, per vari motivi, anche un po' in polemica con se stessa, tra virgolette, per cercare di reagire, e dall'altra invece una Dinamo che deve portare la serie dalla sua parte dopo averci fatto il pareggio. Quanto sarà importante secondo te l'approccio? E poi invece il commento sul ruolo di Benzio in questa gara. Sì, parto da questa seconda domanda. Secondo me l'approccio sarà molto importante anche per la Dinamo, per capire di aver voltato definitivamente pagina. Cioè la Dinamo deve essere in grado di lasciare da parte quello che è accaduto in gara 2, prendere tutto il possibile del positivo, ma non aspettarsi una gara uguale, perché servirà almeno in parte la stessa o quasi intensità difensiva, soprattutto perché da lì, come ha detto anche Coach Bucchi, come hai detto tu prima, passa tutto. Sicuramente però Venezia avrà studiato delle alternative e il coach Spaia avrà chiesto, così come i tifosi, una reazione prima di tutto caratteriale alla squadra. Quindi la Dinamo dovrà essere capace di arginare da questo punto di vista la reazione reierina, in modo tale poi da poter, soprattutto in caso di una gara molto equilibrata, di poter essere lucida dai momenti caldi della gara. Quindi secondo me l'approccio sarà fondamentale, perché da lì si capirà molto della gara, per quanto poi il basket ci abbia insegnato davvero tanto al fatto che tutto possa accadere nell'arco di 40 minuti. Per quanto riguarda invece la prima domanda, per me Bengius, come ha detto anche davvero Coach Bucchi, sta facendo una serie di sacrificio, ma molto importante, soprattutto in difesa, perché sta mettendo in difficoltà un giocatore come Willis, che è fondamentale per la Reyer. Ha approcciato meglio anche a Brooks, perché in gara 1 Brooks, quando è entrato, ha fatto male a Bengius, perché è un altro tipo di giocatore ancora. E in questo tipo di partita in cui, come diceva Nicola Accardo prima, Venezia potrebbe cercare di collassare di più per provare a fermare Diop, che come ho detto prima è un fattore in questa serie. 20 punti in gara 2, ma 13 anche in gara 1, ed è anche un fattore a rimbalzo. Questo ragazzo ormai lo è diventato col tempo, lo sta confermando, lo ha confermato anche nell'ultima gara. Le difese potrebbero collassare di più, e questo potrebbe dire anche aver più spazio nel perimetro. Sicuramente Bengius da questo punto di vista è una delle chiavi fondamentali della Dinamo, se questo dovesse accadere, perché da lì Bengius può diventare quello che tutti si attendono, cioè un'arma offensiva in grado di spezzare le partite, e questo potrebbe fare solo che bene alla Dinamo. Eh sì, appena 2 punti in gara 2 per il lituano, di solito è abituato a ben altri tabellini il ragazzo di Claypedia. Roby, ieri sei stato al Palaserra di Migni, non per motivi prettamente sportivi, o meglio, hai incontrato il regista Paolo Pisano e hai anche svelato il suo legame con lo sport. Sì, assolutamente. Pensavo mi dicessi per un 1 contro Andrea Olmeo, che è meglio non mandare in onda, però a parte quello, a parte che nella mia mente malata ora mi è venuta una nuova rubrica che voglio creare l'anno prossimo con Nicola Accardo, che sarà il commento Accardo, a fine partita l'anno prossimo, 1 minuto sui social di Nicola, perché è una rubrica meravigliosa. No, però a parte questa battuta, la dobbiamo fare, Nick, trovati il tempo. A parte questa battuta hai detto... Va bene, tu lo so che tu sulle mie idee ci stai, cioè sulle mie proposte tu ci stai. E no, a parte le battute, hai detto bene, abbiamo trovato il regista sassarese Paolo Pisano al suo primo lungometraggio, già premiato a Bari al B-Fest con il premio miglior attore. Tutti i cani muoiono soli, al cinema dall'11 maggio, ora farà un tour in tutte le sale cinematografiche dell'isola, passando da Cagliari, Olbia, Alghero, Sassari, Oristano, Nuoro, per poi approdare a fine mese anche nel continente, come si diceva una volta, in Italia,
nelle varie sale italiane, veramente un film, un lungometraggio applaudito in maniera positiva dalla critica, soprattutto per quello che riguarda il momento storico del cinema in Sardegna. Abbiamo uno spezzone, Matt, se vuoi andiamo ad ascoltarci un po' Paolo che ci ha raccontato com'è nata questa sua idea del film. Tra l'altro ricordiamolo, Paolo Pisano, grande promessa del basket sassarese, perché ha giocato a basket contro. Vedi, tu ci hai giocato a basket contro, ti ha umiliato ovviamente, no, era bravino, giocava alla Torre, era bravino. Sì. Esatto, ci ha raccontato un po' la sua storia, che giocava alla Torres, poi per una questione di cartellino non riusciva ad andare alla Dinamo, venne chiamato dal settore giovanile della Dinamo, però la Torres non ci ha detto il cartellino e poi ha intrapreso la strada del cinema col ruolo del regista. Però andiamo ad ascoltarcelo. Nasce da una mia paura, che è quella è quella del tempo che passa, di sentirsi sempre fuori tempo, no? E penso che questo si colleghi anche un po' con il basket, no? Certo. Cioè, tu per prendere un tiro devi essere a tempo, con quel momento giusto, con la palla che arriva con quel tempo lì. E quindi che nasce da questa paura, quella del tempo che passa e del sentirsi sempre un po' fuori tempo. Siamo fra Sassari, Cagliari, Nuoro, Oristano, Alghero adesso, poi Olbia, Tempio, quindi siamo nei cinema per tutta questa settimana e l'altra, e poi dal prossimo fine settimana sbarchiamo fuori, quindi faremo Roma, Milano, Torino e tutte le grandi città fuori. Del buon Paolo, l'abbiamo ascoltato, tra l'altro si è anche divertito perché ha messo anche qualche bomba, va detto. Sì, ho visto dall'angolo molto bravo. Dall'angolo c'era il ragazzo, però dai, siamo divertiti e ovviamente anche il grande tifoso della Torre. Se non avete letto tutta la sua intervista, andate a recuperarla, la trovate sia in versione scritta che ovviamente sui nostri canali YouTube in versione video. Un regista molto legato allo sport, chissà che un giorno non ci regali anche un lungometraggio o un documentario legato allo sport sardo. Noi ci proveremo, gliel'abbiamo già provato a mettere la pulce nell'orecchio, vedremo se ci regalerà questa perla il buon Paolo. Qualche storia da raccontare sicuramente qualcosa c'è, diciamo. Esatto, qualcosa c'è, sì, assolutamente. Anche la storia di Nicola Accardo che va a Venezia è una storia meravigliosa. Sì. Lo sport ci invidia, tutte le altre regioni, no Nick? Beh, soprattutto gli spettatori della TGR, perché servizi da una parte adesso ce li hanno dall'altra. Mi fermano per strada a Sassari disperati perché non sentono più i tuoi servizi, a parte le battute, clima goliardico. Non ho una rivista come 131 in Veneto, che manca tantissimo. Trovami una strada, una tangenziale qualsiasi e apriamo il ramo 131 del Veneto, caro il mio Nicola. Una curiosità prima di salutarvi, anche perché è il momento di andare a sedersi in tribuna stampa. Mi piace tantissimo il clima davvero che accompagna le partite di basket, anche quando conta così tanto come un quarto di finale playoff, come in questo caso, giocatori che arrivano con la propria macchina, che si fermano a salutare le persone che magari stanno mangiando un panino, perché oggi molti hanno approfittato col fatto che il post partita sarà condizionato dal maltempo, perché su Sassari sta per iniziare un piccolo temporale, e quindi sono trovati i giocatori che si fermano per una foto o un abbraccio anche nel pre-gara e non arrivano magari scortati da polizia o altro come avviene in altri sport. Questo secondo me è ancora l'emblema dello sport, per cui il basket a volte è così seguito con così tanto affetto, a differenza anche di altri sport che magari hanno più appeal. Bene, grazie Roberto, ti lasciamo andare il on the court, come dicono gli inglesi. Vediamo dopo dalla sala stampa per tutta la conferenza di fine partita. Ciao maestro. Perfetto, grazie, buona partita Roberto. Bene, siamo quasi in chiusura, ma dai, sbilanciamoci un po' su questa gara 3, Nicola. Le chiavi, quali potrebbero essere? Secondo te c'è un giocatore in particolare che può far svoltare la partita da una parte e dall'altra? Allora, in parte l'abbiamo già detto, certo. Da parte nostra l'avete già nominato, perché appunto l'abbiamo visto poco nelle prime due gare e oggi magari troverà nuovi spazi, ed è Benzius. E dall'altra parte
Dall'altra parte mi aspetto di nuovo una prestazione di Mitchell Watt all'altezza della prima gara, che ci darà qualche grattacapo in più sotto canestro. Queste sono, credo, le mie 2 previsioni. Per il resto io sono fiducioso, perché secondo me la Dinamo è in grado di mantenere i piedi per terra e di giocare di nuovo di squadra con grande concentrazione. Venezia deve soltanto far emergere il proprio talento. Se ci riesce, per la Dinamo ci saranno grandi difficoltà. Se invece continuano ad essere intimoriti da questo atteggiamento così aggressivo della Dinamo, sia in difesa e poi anche questa capacità di giocare in scioltezza in attacco, beh, allora penso che la Dinamo abbia buone chance. Vai Matteo, breve commento finale prima di lasciare la visione. In generale mi unisco, anche se penso che Venezia abbia bisogno davvero di qualcosa in più dei suoi piccoli, Spissu e Granger su tutti. Chiaramente aggiungere De Nicolao potrebbe essere una carta in più per la Reyer, però la Dinamo in questo momento sta avendo tanto, magari nel tabellino subito non si nota, ma sta avendo tanto anche dai suoi piccoli, sta avendo tanto da Dow, sta avendo tanto da Robinson. Nell'ultima gara ha avuto buone cose anche da Gentile, che in gara 1 invece era andato in difficoltà. Sta avendo tanto da tutti, e questo, come diceva anche Nicola all'inizio, è la chiave per una Dinamo che è davvero squadra. Lo è diventata nel tempo, lo è diventata nelle difficoltà, passando da delle difficoltà, e questo adesso si vede, mentre Venezia probabilmente si era un po' illusa che quel filone in campionato potesse averle dato tutte le chiavi per arrivare insomma con i cavalli giusti ai playoff. Però evidentemente c'è bisogno di qualcosa in più. Vedremo se la Dinamo continuerà nel modo in cui ha fatto vedere soprattutto in gara 2, e vedremo anche se la Reyer avrà quella reazione che in tanti, secondo me anche giustamente per il talento e per l'esperienza che hanno nel roster la Reyer, ci si può attendere. Bene, siamo in chiusura. Matteo, ricordiamo giusto 2 cose. Siamo in arretrato di alcune notizie del basket. Cus Cagliari purtroppo non ce l'ha fatta. Gara 3 è stata fatale per le giovani ragazze allenate da Federico Sciascia, che retrocedono purtroppo dalla Serie A2 alla Serie B. Gara 3 va andata a Vigarano, altra partita ovviamente tiratissima, che si è decisa solo all'ultimo minuto. Una tripla, ho visto proprio nei momenti finali una tripla di Giangrasso, proprio fare il giro del ferro e poi uscire. Insomma, come al solito il basket è anche questione di centimetri. Ultima cosa, l'Esperia Cagliari purtroppo ha perso contro la Pass Roma, quindi perde il fattore campo, però approda comunque ai playoff senza il fattore campo favorevole, quindi dovrà giocare l'eventuale bella nel turno unico dei playoff contro San Paolo Ostiense fuori casa. Abbiamo ricordato giusto le 2 cose che ci mancavano per fare il bilancio di questa settimana appena passata, quindi io vi ringrazio Nicola Cardo e Matteo Cardia per avermi fatto compagnia in questo pre-partita. Ovviamente seguite su 131.com cronaca, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti, e magari ci vediamo per gara 4 che è in programma sabato anche. Grazie ancora Nicola e Matteo Cardia, buona partita a tutti e alla prossima puntata. Ciao. Ciao. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit?
Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.